Nono Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto, serata conclusiva. Oggi ospite abbiamo Egidio Barel, patron del festival. Tanto pubblico, quindi un successo di pubblico, ma anche tanti cantanti. Egidio. Direi che quest'anno assolutamente la qualità, tra l'altro, dei ragazzi è straordinaria. Io ho visto la giuria ha avuto delle grosse difficoltà perché logicamente c'erano dei talenti veramente naturali, come si suol dire, perché effettivamente c'erano 3-4 situazioni che veramente meritavano un plauso, soprattutto perché si sono dimostrati anche, oltre che cantanti, musicisti veramente all'altezza. Un festival che è partito molti anni fa, poi in sordina, riparte oggi alla grande. E il futuro? Ma sai che con Miranda logicamente il futuro è già partito, perché logicamente abbiamo sintonia, lei per quello che è il lavoro da svolgere, logicamente io gli do la possibilità di fare il massimo del lavoro che può fare. Quest'anno, tra l'altro, come Edoardo Fainello, sicuramente è stato una coppiata vincente. Futuro, già ieri sera si è parlato già di un festival riaggiornato, probabilmente ripartirà il festival di ragazzi, quindi per conto suo, e faremo quasi sicuramente il festival solo per gli adulti, in maniera tale che diamo più possibilità ad essere inseriti a più cantanti, perché effettivamente in queste serate di eliminazione sinceramente qualcuno sì, forse meritava qualcosa di più. Dal palco prima voi avete ringraziato gli sponsor, ma quanto sono importanti e basilari gli sponsor per un'iniziativa come questa? Ma gli sponsor sono tutto, perché logicamente le amministrazioni ormai non hanno più la possibilità di metterti in condizione di lavorare con la sicurezza. Noi abbiamo un buon teatro, però effettivamente l'amministrazione ce lo dà in concessione, ma non gratuita a pagamento. Io spero che il sindaco in questa occasione ha visto il lavoro che viene fatto e la qualità, mi auguro che possa portare ai suoi colleghi di amministrazione praticamente questo messaggio. Noi cerchiamo logicamente prima le amministrazioni che siano partecipi, gli sponsor purtroppo forse non ci credono, perché come tanta gente che è venuta al teatro per vedere pensavano fosse un'altra cosa, invece la storia è veramente una bella storia.